sta prendendo a crescere velocemente e dobbiamo essere allertati, direi non allarmati, ma certamente allertati, perché la base da cui partiamo è una base consistente e quindi il fenomeno potrebbe assumere una velocità importante nel giro di pochissimi giorni. Saranno giorni decisivi, i prossimi per l'andamento della nuova ondata di Covid-19. I numeri dei contagi in Veneto si mantengono elevati, 6.997 nelle ultime 24 ore, 1.334 nella Marca Trevigiana, dove gli attualmente positivi sono quasi 16.000, 150 i positivi ricoverati negli ospedali trevigiani, 4 quelli in terapia intensiva. Essendo la diffusione una diffusione di tipo esponenziale e non partendo noi da una situazione di zero contagio, ma da una situazione in cui il contagio è già piuttosto sostenuta, la velocità con cui cresce la curva è sotto gli occhi di tutti, è rapidissima. Nella Marca da domani orari dei punti tampone estesi a Treviso, Altivole e San Vendemiano per dare una risposta alla richiesta di test sempre più crescente, decisamente più lento l'incremento dei decessi. Per fortuna è in leggera crescita e speriamo resti tale, e così anche per le ospedalizzazioni. E grossolanamente potremmo dire che c'è una scala di 1 a 10, cioè oggi la mortalità è 10 volte inferiore rispetto a quello che osservavamo con riguardo al vaccino. E proprio a riguardo dei vaccini i numeri sono tornati ad aumentare, 653 ieri in Veneto, 602 dei quali dosi booster. Intanto il virus sta per toccare l'ennesimo picco atteso a giorni. È verosimile a meno che il virus non prenda una velocità ancora più importante, che quindi raggiunga il suo punto di massimo in tempi più ravvicinati.